Riprendiamo la linea dalla piramide di Sorso, dove stanno facendo il loro ingresso in campo nuovamente Stintino e Torres per questo secondo tempo. Questa gara che è rimasta bloccata sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti, tante le occasioni per i rossoblù per passare in vantaggio. Un paio quelle dello Stintino, soprattutto su conclusione di Carboni, una particolarmente insidiosa dopo la mezz'ora, è passata non di molto lontano dal palo di Tore Pinna, ma davvero la Torres ha avuto le sue belle occasioni. Antonio Ledà, un primo tempo che la Torres ha fatto suo, ma è mancato il gol. Sì, purtroppo è mancato il gol. La Torres però ha giocato bene, ha creato almeno 4-5 occasioni importanti. La Torres quando gioca mette in difficoltà lo Stintino, non deve cadere nel tranello di spezzettare troppo il gioco, di farsi prendere dal nervosismo, che è quello che sa fare lo Stintino e gli sta riuscendo. Se la Torres gioca, io penso che possa fare sua la partita. E allora, grazie a Antonio Ledà, redattore dello sport per la Nuova Sardegna, squadre pronte per questi secondi 45 minuti decisivi per decretare la formazione che andrà in finale, questo playoff di eccellenza. Si inizia con qualche minuto di ritardo in questo momento, il fischio del signor Palmieri, 17:06. Inizia il secondo tempo di Stintino Torres. Non ci sono cambi fin qui, con giocatori da entrambe le squadre che si sono scaldati ovviamente nell'intervallo. Chelo mette a terra Mannoni subito a lanciare Diouf sulla sinistra, ma non ci arriva Bouba Diouf. Palla che si perde sul fondo, controllata da Manunta, che ora va a caccia del pallone sempre con tutta calma. Abbiamo un risultato nell'altro campo dove si sta giocando Atletico Uri Sorso, in vantaggio al 43esimo del primo tempo dell'Atletico Uri con Puledda. Ora torniamo alla piramide di Sorso con Mannoni che mette in avanti a cercare la percussione di Sarrizzo, ma il pallone è troppo lungo per lui, ci arriva Secchi. Ora ovviamente Sorso che attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione. Carrucciu per Manunta, il lancio di Manunta è troppo lungo, facile per Merenda, contro lancio di Merenda, anche questo però è anticipato. Diouf non c'è il fischio del direttore di gara. Piga mette il pallone in fallo laterale sul tocco di Cherchi, è rimessa ai biancoceleste, non ci è arrivato, abbiamo detto, Diouf. Questo lancio di Merenda, rimessa ancora all'indietro per lo Stintino con Carrucciu. Lancio sbagliato di Carrucciu che termina abbondantemente fuori alla sinistra di Tore Pinna. Va Spanu per la rimessa laterale, cercare Diouf, prova a mettere a terra Diouf, va giù e c'è il fallo su di lui. Calcio di punizione a favore della Torres, va sulla sfera Mannoni. Salgono come di consueto i torri rossoblù. Minutolo e Merenda, palla che sarà messa scodellata in aria da Mannoni. Va Mannoni, palla dentro, attenzione, non ci arriva nessuno, era sul secondo palo. Questo calcio di punizione di Mannoni, controlla Secchi, Minutolo non ci arriva. Va al rinvio Antonio Secchi. Va a saltare ancora Minutolo, cercare Diouf, attaccato Diouf da due giocatori, il pallone lo perde, attenzione, questo lancio però sbagliato. Va a caso a controllare sull'arrivo di Carboni, lascia uscire la sfera Casu. Il contrasto di Carboni che cercava di portargliela via, il pallone è uscito, dunque la rimessa è rossoblù. Messa effettuata, palla messa ancora in fallo laterale, guadagna qualche metro la Torres, incita i suoi mister Tortora, così come i tifosi rossoblù numerosissimi. Caso per Mannoni, giù Mannoni, all'indietro per Merenda, però il lancio di Merenda con una palla a campanile, va però Chelo a mettere giù, non trova compagni, Sini rinvia e in anticipo ancora Merenda che riesce a
tenere sul pallone sull'arrivo di Ferreira. Qua esce la sfera sul controllo di petto di Sarrizzu, fallo laterale è in favore dell'Ostentino. 4 minuti nel corso del secondo tempo. Carruccio ora, palla al piede, prova a servire, ci riesce Manunta per Ferreira, riesce a venire fuori bene l'Ostentino. Attenzione Gianni che va ad allargare però per Kerchi ed è sbagliato il suo tentativo di lanciare San Martino Kerchi. Fallo laterale già battuto per la Torres con Merenda. Ora cerca la corsa ancora di Diouf, va a terra il giocatore dell'Ostentino, il pallone però è uscito, comunque sarà rinvio. Provano sempre a saltare il centrocampo le due formazioni con questi lanci lunghi per le punte. Torres con il suo 4-3-3. Rinvio effettuato, non ci arriva Ferreira, va a caso a controllare ancora Carboni che per il pallone è già uscito però. Ancora Casu, cercare Chelo, c'è il rinvio di testa però il pallone è ancora in campo. Ferreira con Casu, la rimessa ora è dell'Ostentino. Torres deve cercare assolutamente di sbloccare questo risultato che non la favorisce. Va Minutolo intanto a rubar palla su Carboni e poi Merenda, ancora Minutolo, va giù, fallo su Minutolo, si era liberato del pallone ma viene colpito da Carboni, chiede calma il direttore di gara proprio a Carboni. Calcio di punizione a favore della Torres, in carica della battuta Torrepina. Pinna, lancio lungo, cercare Chelo, anticipato Chelo però il pallone a termine tra i piedi di Scioni, va Scioni, pallone messo in fallo laterale da Gadau, rimessi ancora Rossulu, va Casu, palla dentro dal limite dell'area, la conclusione di Mannoni al volo. Non c'entra lo specchio, Francesco Mannoni, tenuto basso il pallone, palla rimbalzato alla sinistra della porta di Secchi. Quando siamo al settimo corso della ripresa, ancora 0-0. Ostentino e Torres, la Secchi alla battuta. Ora a saltare Minutolo. Stavolta riesce a colpire Ferreira ma poi la Torres rinvia cercando ancora lo scatto di Diouf ma viene anticipato Diouf da Tuccio, anzi da Manunta, mette all'indietro Persini, palla in avanti a cercare Ferreira, il colpo di testa di Merenda, deve andare Piga a caccia del pallone, va Piga e subito il suo lancio per Diouf, c'è in anticipo Sini che coi piedi da Secchi e poi Secchi rinvia, Kerchi a caccia della sfera. La rimessa era sul blu. Casu in avanti, non trova compagni però. Carboni ora riesce a liberare, ad aprire un varco, attenzione, manovra l'Ostentino, Ferreira vince un contrasto sulla sinistra, Ferreira, palla al centro, attenzione, c'è la presa a terra di Torrepina. Cade però Pinna nel rinvio, va Chelo a cercare questa sfera, riesce a servire Scioni per Sarrizzu, ancora Scioni, ancora Sarrizzu che va giù, colpito, c'è fallo, calcio di punizione per la Torres. Sta preparando un cambio sulla panchina dell'Ostentino, tanto è rimasto a terra Sarrizzu, si sta rialzando un po' dolorante, mentre a terra anche Sini, forse si sta riposando, vediamo, anzi no, dolorante Sini. Gioco fermo, entra in sanitari per l'Ostentino
9 minuti nel corso della ripresa, 0-0. Costantino e Torres. Torres deve cercare assolutamente il gol. Intanto si prepara a entrare Roberto Sias con il numero 4, diverso rispetto alla nostra distinta. Sias al numero 4. Vediamo al posto di chi uscirà, proprio di Sini. Dunque dal 10° del secondo tempo Sias per Stefano Sini. Non c'è, chi è il platto? Sias, Roberto Sias per Sini. Primo cambio della gara. Intanto calcio di punizione per la Torres sulla tre quarti, con Mannoni pronto sulla sfera a mettere in mezzo, con le torri rosso-blu che sono già pronte, sospinti anche dal tifo, i tifosi rosso-blu. Va Mannoni, palla lunghissima, esce, intanto c'è fuori gioco però segnalato, attenzione subito la ripresa del gioco, ma dice il direttore di gara deve mettere palla a terra. Aveva subito effettuato il rinvio Secchi, ma deve aspettare, mettere palla a terra. Sono alzati tutti i giocatori della panchina dello Stintino. Colpo di testa di Spano, Piga, ancora Spano in avanti a cercare Diouf, ma c'è il colpo di testa di Manunta. Qui in avanti Gianni a cercare la fortuna, ma c'è Merenda che rilancia subito dall'altra parte. Attenzione, un rimpallo favorisce Chelo, ma è bravissimo nell'occasione il difensore dello Stintino che riesce a rimediare in qualche modo. Manunta ha messo in fallo laterale, se ne stava andando in area Chelo su un rimpallo che l'aveva favorito. Paspanu, Diouf, ancora Diouf, commette fallo, giocatore rosso-blu che ricordo è stato ammonito nel corso del primo tempo, così come Manunta e Tuccio. Nessun giocatore della Torres intanto non si sta scaldando, per tutta la panchina dello Stintino sta effettuando la fase di riscaldamento. Intanto calcio di punizione di Secchi, già battuto alla lunghissima, c'è il colpo di testa di Minuto, lo mette a terra e va giù, colpito Scioni da Sias. Mannoni cercare Sarrizzu, è lunghissimo questo pallone, trova un calcio d'angolo Sarrizzu, un pallone che ormai era destinato sul fondo, ma non ha voluto rischiare il marcatore di Sarrizzu, cioè Tuccio, che se l'ha vista alle spalle, ha preferito mettere in corner. Va Mannoni alla battuta, palla dentro, attraversa tutta l'area e poi termina fuori, non ci arrivano i giocatori della Torres. Questo corner sarà messa laterale a favore dello Stintino. Messa effettuata, mette giù Cherchi. Cherchi, attenzione, non ci arriva Sarrizzu che colpisce soltanto, può sfiorare soltanto, ma Manunta di fronte caso non lo supera, anzi era Tuccio nell'occasione, numero 11. Quanto a terra un giocatore dello Stintino, Ferreira, come abbiamo visto la palla era da tutt'altra parte, cosa sia successo. Intanto va Tuccio a riprendere il gioco, questa rimessa laterale proprio davanti alla panchina della Torres. Ferreira viene anticipato da Merenda, c'è il fallo però, dice il direttore di gara, andata a cercare il pallone Merenda. Calcio di punizione per lo Stintino, siamo al 14° corso del secondo tempo. Con tutta
calma ovviamente Stintino si appresta a battere questo calcio di punizione con Cherchi sul pallone. Ora gioco fermo, si allaccia le scarpe Ferreira. Si tira sui calzettoni, ora si può giocare finalmente. La Cherchi batte il suo calcio di punizione insidioso, vertice destro dell'area, 3 giocatori in barriera per la Torres, palla messa dentro che attraversa tutto lo specchio, non ci arriva nessuno. La volta dei fischi, giocatori dello Stintino. Torrepina per il rinvio. Va Pinna, lungo rinvio, c'è in anticipo Tuccio, ma Sarrizzu riesce a rubare palla, va poi Scioni resiste a un contrasto e all'indietro per Merenda, lancio sulla destra di Merenda, non ci arriva Sarrizzu qua, questo lancio si scusa Merenda. Braccia anche Mister Tortora che chiede di lanciare in avanti. Attenzione, c'è il direttore di gara che sta andando verso la panchina. Dice di stare dentro l'area tecnica il direttore di gara. Tanto, rimessa laterale. Tuccio in avanti per Ferreira, di petto Bascioni però bravissimo, poi va giù, fallo di Ferreira, ancora un po' di nervosismo in campo, Costantino che provano a rallentare le manovre anche per effettuare i calci di punizione. Va Mannoni intanto poco oltre la linea di metà campo per questo calcio di punizione con la palla che sarà scodellata in area, così è, fallo lungo, mette fuori la difesa, attenzione Piga che ha provato la conclusione ma nulla da fare, c'è un fallo però, anzi no, c'è il fuorigioco, dice il direttore di gara, segnalato dal primo assistente, non abbiamo capito bene se sul calcio di punizione o su un'azione successiva. Gioco fermo, calcio di punizione Monsecchi, 17 minuti intanto, corso della ripresa, 0-0 tra Stintino e Torres. Prova ora Piga a mettere all'indietro per Spano, il lancio di Spano a cercare Diouf che sempre però anticipato sulle palle alte. Ora Stintino, Piga mette in avanti, riesce a salvarsi ancora una volta lo Stintino, poi c'è il fallo di Chelo. Calcio di punizione ancora per lo Stintino nella propria metà campo. Va il capitano Carlucciu, si è giocato un po' con questa seconda frazione, si è rallentato un po' il ritmo. Intanto va a saltare Merenda, la palla però termina, attenzione, nei pressi dell'area, c'è in area Sias, deviazione sulla sua conclusione, era tu per tu con Pinna. C'è calcio d'angolo per lo Stintino, non abbiamo visto se la deviazione è stata di Casu o di Torrepina, comunque sia, ha salvato la porta perché il rasoterra di Sias era diretto in porta, è stato liberato bene Sias in area, è andato forse Casu, il contrasto sul suo rasoterra. Intanto seguiamo questo corner con Cherchi sul pallone, grande mucchio in aria. Va a dire qualcosa il direttore di gara ai contendenti che probabilmente si stanno abbracciando un po' troppo. Ora si può battere questo corner. Cherchi sul pallone, fischia il direttore di gara, palla in aria, attraversa tutto lo specchio e termina dall'altra parte. È rimessa per la Torres. Quando siamo
arrivati al 19esimo corso del secondo tempo. Il tempo scorre, la Torres deve assolutamente segnare. Questa gara la deve vincere. Va Spanu, cercare Diouf, niente da fare per lui. Rimessa è per lo Stintino. Va Tuccio, anzi no, Manunta, mettere in mezzo, palla lunga poi a cercare ancora Sias, pallone supera a caso, poi termina sul fondo. Sta giocando alto a sinistra Roberto Sias, spesso si propone in avanti il centrocampista biancoceleste, anche lui l'ex Torres di qualche stagione fa. Non ci arriva qui Sarrizzu, palla in fallo laterale ancora per lo Stintino. Va Minutolo in anticipo, benissimo, e prova a dare vita all'azione. Piga in avanti, ancora scivola Diouf, si salva lo Stintino con questo rilancio lungo in avanti, colpo di testa di Merenda. Va Spanu, colpire male ma trova comunque Mannoni, lascia scorrere Scioni per Casu, palla deviata sul tentativo di Casu di servire Sarrizzu. Stintino che può manovrare ora in mezzo al campo, va Piga, fallo di Piga, c'è il giallo per lui. Si era liberato già della sfera Gianni. Calcio di punizione in mezzo al campo per lo Stintino, quindi altro giallo, uno per Diouf, uno per Piga. Manunta e Tuccio sono gli ammoniti nello Stintino. 21esimo, tanto si sta alzando Spinola, vediamo se procederà al riscaldamento. Va calcio di punizione Secchi in avanti, c'è il tentativo di Scioni e poi lascia terminare in fallo laterale lo Stintino con Tuccio. Sono ad attacco ora la formazione di casa. Ferreira si deve girare, non si fa sorprendere la difesa da Torres, che però poi non riesce ad alimentare l'azione. Scioni ruba palla ottimamente senza commettere fallo in mezzo al campo, può lanciare Chelo, posizione regolare, messo giù, ultimo uomo, no, è giallo ed è rosso. Fallo di Tuccio che era già stato ammonito e dunque Stintino in 10. Non siamo al 22esimo. È stato atterrato Chelo che era lanciato a rete e dunque rosso per Tuccio al 22esimo della ripresa. Torres che ora può giocare con un uomo in più. Espulso Tuccio, lascia il campo mestamente. Tuccio classe 99, era già stato ammonito nel corso del primo tempo. Ora Torres che ha una grossa occasione perché può ragionare con un uomo in più. Intanto calcio di punizione, sulla sfera c'è Mannoni, posizione centrale, 35 metri circa, barriera fortissima per lo Stintino. Sul pallone Merenda e Mannoni, sarà verosimilmente Mannoni a tirare. Vediamo, cercherà la palla a girare, questa barriera lunghissima. Vi ricordo Torres il vantaggio di nuovo. Parte Mannoni, alla che sorvola la traversa, termina fuori. Prova a casare i suoi Chelo, protagonista di questa corsa in avanti, era lanciato a rete, è stato messo giù da Tuccio. Tanto rinvio da parte di Antonio Secchi, Stintino che ora deve difendersi in 10. Minutolo di testa, Scioni anticipato
ruba palla benissimo, però Casu, il giocatore dello Stintino, può avviare l'azione, la manovra della Torres, farà un lancio in avanti però troppo lungo per Secchi, che può uscire dalla propria area, anzi aspetta che il pallone arrivi da lui. Deve avere fretta la Torres, ora può, abbiamo detto, ragionare con un uomo in più. Colpo di testa intanto di Merenda e fallo laterale per lo Stintino. 24esimo, c'è il cambio per la formazione biancoceleste. Vediamo, sta entrando il numero 99, che non sappiamo chi sia perché nella distinta non ce l'abbiamo. Esce Kerchi. Non sappiamo chi sia il 99. Foyce, ci dicono, Gabriele Foyce, dunque era sbagliato la distinta. Foyce per Kerchi. Quando siamo arrivati al 25esimo del secondo tempo, esce dunque Sandrino Kerchi, dentro Gabriele Foyce, un altro giovane, classe 99. Messa laterale intanto per lo Stintino, mette a terra il pallone Minutolo, prova subito a lanciare in avanti, va Sarrizzu a cercare di anticipare il difensore, poi un colpo di testa per le braccia di Secchi, anticipare anche Diouf. Secchi, ancora un lancio lungo, saltare sempre Merenda, anzi lascia scorrere per Spanu, che può servire Piga sulla sinistra. Piga in avanti per Diouf, è buona la posizione, no, alza adesso la bandierina il primo assistente, ma non l'abbiamo visto sinceramente se era partito dietro. Diouf ha alzato anche qui un po' di ritardo. Calcio di punizione con Secchi. Si alza Spinola intanto dalla panchina della Torres, abbiamo detto ha avuto problemi fisici da qualche settimana che non si allenava con costanza, tanto Spanu, attenzione, perde palla, poi la riconquista, alla fine la mette in avanti, deve andare a cercarsela Chelo, viene poi messo giù, c'è il fallo su Chelo, che aveva cercato di servire Sarrizzu sulla destra, è stato anticipato Sarrizzu ma poi ha fischiato, ha lasciato proseguire il direttore di gara, ha fischiato il fallo. Bisogna ragionare, se il tempo scorre ed è sempre meno. Mette palla a terra Minutolo, sarà Merenda ad andare alla battuta. Vi ricordo, la Torre sta giocando con un uomo in più, espulso qualche minuto fa Tuccio Bascioni, si libera due avversari, Scioni palla sul destro che perde palla, però Scioni qui doveva darla via, ha tentato di fare tutto da solo, poi un lancio in avanti dello Stintino che non trova nessuno se non Merenda, mette all'indietro Merenda per Torrepinna, però ovviamente lo Stintino si difende e non rischia nulla, avanza Mannoni, parla a piede, un po' di spazio, Mannoni lancio in avanti a cercare Sarrizzu, è ancora troppo lungo questo pallone per lui, si lamenta numero 7 della Torres. C'era ancora un invio da fondo campo per Antonio Secchi, 28esimo corso della ripresa, 0-0 tra Stintino e Torres. Ci sono state meno occasioni questa ripresa. Ora lo Stintino però si sta difendendo in 10 uomini, va Minutolo a saltare, poi Gianni ancora a saltare Scioni, la palla che rimane lì, Gianni che spazza via, alzata a campanile questo pallone, mette a terra ottimamente Scioni per Mannoni che può aprire dall'altra parte per Piga, va da solo, Piga, conclusione fuori misura.
provato Piga, deve cercare lo specchio a Torres per impensierire Secchi, che ora si appresta al rinvio. Anticipo di Scioni, scivola Chelo, palla messa di là dallo Stentino, poi colpo di testa di Minutolo. Pallone messo all'indietro da Mannoni, c'è solo Ferrera a dar fastidio lì davanti, poi palla per Diouf di testa, Diouf non trova compagni. Stentino che può manovrare adesso, ma si libera malissimo della sfera la difesa biancoceleste, che sta un po' faticando ora, vediamo tirare proprio calcioni in avanti. Chelo può servire Scioni per Casu, per Sarrizzu si deve girare, due avversari su di lui, Sarrizzu riesce a servire poi Scioni, subito a terra Scioni, c'è fallo da dietro di Ferrera, calcio di punizione per la Torres quando scocca la mezz'ora nel corso del secondo tempo. 0-0 Torres e Stintino, calcio di punizione col Mannoni sul pallone, palla che sarà messa in aria, palla dentro, attenzione, nessuno ci arriva qui su questa palla che attraversa lo specchio, a terra merenda, leggermente spinto, non riesce a impattare sul pallone, bisogna sbloccarla. La Secchi al rinvio, rinvio effettuato dopo un bel po', qua vanno a lottare Ferrera e Piga per il pallone, alla fine la rimessa è dello Stentino, si prende tutto il tempo ovviamente, messa effettuata in questo momento, va subito Piga, caccia del pallone, ancora Piga, stavolta la rimessa è rossoblu, prova ad andare Chelo sulla sinistra, il pallone è uscito, c'è il secondo assistente, bisogna accelerare ma non bisogna neanche buttare via i palloni, bisogna ragionare. Torres gioca con un uomo in più, Stentino si sta solo difendendo ora senza rischiare nulla in avanti, se non con lanci lunghi magari a provare il jolly, in questo caso un lancio lungo va Spanu però a colpire bene di testa, la palla è per per Piga che la mette giù, ancora un lancio in avanti, in qualche modo Manunta e poi Sias che svirgola ancora, ma Sias che questa volta riesce a colpire il pallone ma termina tra i piedi di Caso che però non riesce nello stop. Messa laterale a favore dello Stintino, come Marcelo l'ha stoppato. 32esimo, va Sias alla rimessa, anzi no, lascia incombenza. Ci sembra anche molto stanco, ma Torres deve assolutamente arrivare in zona gol. Intanto si è tolto la pettorina a Spinola che forse ha nei 15 minuti finali nelle gambe, sicuramente non di più visto che non si è allenato moltissimo in questo periodo. Intanto attenzione, Gianni ruba palla, conclusione, raso terra, ma ci arriva facile, para a terra Pinna, ha provato Gianni a impensierire Tore Pinna, subito il lancio in avanti, Diouf a caccia della sfera ma ottiene un calcio d'angolo a Torres, avanti la Mannoni, salgono il Torri rossoblu, Merenda e Minutolo, la Mannoni, si prepara a entrare anche Spinola, intanto seguiamo questo corner, palla dentro, troppo facile per Secchi però, Mannoni deve cercare una soluzione diversa da questa. Intanto palla in avanti, c'è in anticipo Casu su Carboni, ancora Torres con Piga, attaccato Piga, due avversari ancora in possesso del pallone, Piga lotta da solo, poi va giù, lascia proseguire il direttore di gara, poi Scioni mette fallo, dice il direttore, Spano va a buttare via il pallone e non serve perché non bisogna perdere tempo.
Spinola intanto, eccolo il cambio per la Torres, extra Lionel Spinola, esce Carlo Piga quando siamo al 34esimo. Spinola, l'argentino che rientra in campo dopo una lunga assenza, fuori Carlo Piga, stremato, giornata calda sicuramente, ma la Torres deve stringere i denti e cercare di fare tutto quello che si può fare per sbloccare questo incontro. Tanto la rimessa laterale in favore dello Stintino, anzi no, è il calcio di punizione già battuto. Carrucciu la butterà in mezzo, in avanti a cercare Carboni, molto abile, bisogna stare attenti a lui, ma gli ruba palla per un attimo Diouf e poi Casu, palla in corner per lo Stintino. Minuti scorrono, 35esimo nel corso del secondo tempo, 0-0 Stintino e Torres. Attenzione ora, questo corner, ricordo, Stintino sta giocando in 10, palla dentro, va, difesa però a liberare, attenzione ancora Stintino però con Inutilo che gli mette il pallone ancora in corner, c'era però un fuorigioco, sarà rimessa in favore dello Stintino, ha alzato la bandierina l'assistente, visto un po' in ritardo, calcio di punizione, forza, ora bisogna andare in avanti, cercare questa rete. Spinola intanto si è messo lì a sinistra, in mezzo Chelo, a destra Diouf, in mezzo al campo Cesar Rizzu, proprio a ridosso delle punte. Ora saturazione offensiva, caccia di questo gol importantissimo, lancio in avanti a cercare proprio Spinola che mette a terra, va Spinola, contrastato, perde palla, c'è ancora Torres con Merenda, ora la Torres è tutta nella metà campo dello Stintino, nulla da fare però, la formazione biancoceleste perde ancora palla con Carboni, va Scioni, ancora Scioni che combatte come un leone, va giù, qua c'è il fallo, calcio di punizione, l'out di destra, 39esimo, se non abbiamo contato male, forse 38esimo nel corso della ripresa, va Mannoni. Bisogna cercare la porta, va Mannoni, tutti in avanti, rossoblu, si sgomita in area, cercare posizione migliore, va Mannoni, la battuta, questo calcio di punizione, palla dentro, esce con i pugni secchi ad allontanare, palla che rimane lì, tutta la Torres rimane lì. Attenzione, arriva anche Spanu ora da manforte, va Spinola, Spinola si porta il pallone sul fondo e c'è il gol! C'è il gol della Torres! Michele Chelo! Michele Chelo! 1-0 Torres! È arrivato il gol! Su questa azione di Lionel Spinola sulla sinistra, palla dentro e poi Michele Chelo l'ha sbrogliata. 1-0 Torres. Esplode di gioia la curva rosso-blu. La sblocca Michele Chelo ed è naturalmente importante il contributo di Lionel Spinola che ha saltato un paio di avversari in area. Siamo al 38esimo nel corso del secondo tempo e ora bisogna proseguire, non mollare niente. Lo Stintino sta giocando in 10, vi ricordo, la Torres ora al match point perché deve assolutamente continuare e non rischiare nulla, anzi cercare di incrementare. Ora si butterà tutto in avanti lo Stintino, non ha niente da perdere. Molto da giocare, faccio di punizione intanto per lo Stintino, cerca il centrocampo, pallone che sarà scodellato in area, immaginiamo c'è il colpo di testa di Caso da allontanare, Chelo la mette giù,
Ripeto, poi può far avanzare Diouf che si allunga il pallone, però ottiene una rimessa laterale la Torres. Adesso si scalda anche il pubblico. 39 minuti nel corso del secondo tempo, la Torres è passata in vantaggio un minuto fa con Michele Chelo. Non abbiamo visto esattamente cosa sia successo, abbiamo visto solo lo slalom di Spinola e poi una palla messa dentro. Alla fine abbiamo visto festeggiare Michele Chelo, dunque il gol è tutto suo. Tanto calcio di punizione per lo Stintino, si prepara a entrare anche Ducar per lo Stintino. Cambio avviene ora. Esce con il numero 9 anzi no, sta entrando Ducar con il numero 9. Non abbiamo visto chi è uscito, forse è uscito Sias, che era entrato tra l'altro nel secondo tempo. Probabilmente è Sias, è uscito per Ducar. Noi siamo al 40esimo. Ducar per Sias, intanto attenzione, un pallone in area, la Casu, caccia della sfera. Ora si deve tenere assolutamente questo risultato, palla in avanti, viene messa in fallo laterale. Ducar, attaccante che non ha giocato tutta la seconda parte del campionato per problemi fisici, che oggi è rientrato. Attenzione, perde palla Sarrizzo, qua va Ducar, ora caccia della sfera, riesce in qualche modo a tenerla Ducar, poi va giù, ma è ottimo l'intervento di Scioni. Può partire ora la Torres con Spinola, il lancio per Chelo che ha campo libero, Chelo, c'è in area solo Diouf, Chelo, c'è il gol! Per i tifosi rossoblù. 2-0. Noi siamo al 42esimo del corso del secondo tempo. Raddoppia la Torres. Grandissima gioia. Ovviamente festa nel settore occupato dai tifosi rossoblù. E ci sarà anche un cambio per la Torres, è pronto a entrare Bianco. Doppietta dunque per Michele Chelo. Ora ci sono diversi cambi. Sta entrando un altro giocatore per lo Stintino. Ma è tutta sbagliata questa finta che abbiamo. Sta entrando il numero 33, che non sappiamo chi sia. Insomma, chiederemo. Intanto esce per la Torres Bouba Diouf. Di lui siamo sicuri. Esce Diouf, al suo posto Bianco. – 43esimo del secondo tempo, Bianco per Diouf. Abbiamo visto anche un nuovo ingresso per lo Stintino, ma non sappiamo di chi si tratta. Ce lo faremo dire, ma adesso ci interessa anche molto poco. Ora vogliamo arrivare alla fine di questa gara. La Torre sta conducendo 2-0. Intanto ha abbonito Torrepinna, non sappiamo bene perché. Abbonito Torrepinna, deve andare Minutolo a calmarlo perché sì, non sa neanche lui perché. Giallo per Pinna, ma anche questo ci interessa poco. La Torres conduce 2-0. Tanto Stintino che prova a portarsi in avanti con Gianni, però è bravissimo Minutolo a fermare tutto. Intanto si è fatto male Minutolo però in questo contrasto. Non si ferma però lo Stintino che prova ancora ad andare avanti. Palla buttata lontanissimo da Casu. È rimasto a terra Minutolo, Valorante.
terra Minutolo, si tocca il ginocchio, speriamo non sia nulla di grave per lui, anche ovviamente proiezione futura. 2-0 Torres con doppietta di Michele Chelo. Intanto festeggiano i tifosi rossoblu. Gioco fermo, si è rialzato fortunatamente Minutolo, anche se zoppicante. Sta scaldando Chessa, che probabilmente entrerà in campo al suo posto. Sta uscendo zoppicante Minutolo, speriamo non sia nulla di grave. Tanto palla all'indietro per Antonio Secchi, butta in avanti, c'è il colpo di testa di Merenda, ora sono saltati tutti gli schemi, lo Stintino prova soltanto a buttarla lì in avanti, non ci arriva Ducar, là che termina sul fondo. Rientra Minutolo, dunque non ci sarà il cambio. Tanto è terminato l'incontro al nostro cronometro, ma ci saranno ovviamente dei minuti di recupero, è scoccato già il 90°. Ora Spinola, spazio sulla sinistra, può andare Spinola sull'1 contro 1, Spinola! Palla per Secchi. Sua conclusione troppo facile, intanto va a saltare Minutolo. Si scontrano due giocatori dello Stintino, alla meglio proprio lui, poi Scioni, ancora spazio Spinola, ma c'è fuorigioco, dice il direttore, anzi il primo assistente, che segnala al direttore di gara. Tanto palla in avanti a cercare Ducar, palla che scorre e sarà ancora rimessa da fondo campo, manca pochissimo alla fine della gara. Non abbiamo visto il recupero, non è stato segnalato, ma non ha dato recupero, ma siamo già al 48° al nostro cronometro. Doppietta di Michele Chelo in questi minuti palpitanti finali di questa gara, che la Torres è riuscita a sbloccare solo alla fine, dopo tanto battagliare, dopo tante azioni avute soprattutto nel primo tempo, meno nel secondo. Però ha creduto davvero tanto la formazione rosso-blu e dobbiamo dire importante è stato anche il cambio. Spinola, che ha messo dentro un pallone che Chelo ha potuto insaccare, poi uno Stintino molto sbilanciato. Intanto non c'è nulla, dice il direttore di gara, è rimasto a terra un giocatore rosso-blu. Con lo Stintino sbilanciato, Chelo ha avuto lo spazio per andare a colpire per il 2-0, tanto è rimasta a terra ancora Chelo. Rilancio di Antonio Secchi, va a saltare Minutolo di testa, mette giù Scioni, subito aggredito Scioni, ma mantiene il possesso della sfera. Sarrizzu, fallo su di lui, calcio di punizione e giallo per il numero 22 Cardone, giallo anche per Cardone. Dunque rosso, è arrivato un rosso per Sarrizzu, finita la partita, ma che senso ha? Forse ha fatto un fallo da terra Sarrizzu, questo veramente non ci voleva. Sarrizzu non giocherà la partita decisiva finale. Intanto devono allontanare due giocatori della Torres, con Ferreira che va a provocare ancora i giocatori rosso-blu. Finisce con un po' di nervosismo tra le due frazioni, ma la cosa più grave è il rosso per Sarrizzu, perché ovviamente era importante la sua presenza. Probabilmente anche qui un po' di nervosismo di troppo. Ora ci sarà un cambio per la Torres, ma davvero negli ultimi scampoli di gara esce Mannoni, dentro Chessa.
dentro Chessa per Mannoni, quando siamo già abbondantemente nel recupero. Cambio effettuato. Va Minutolo a cercare ancora Spinola, anticipato, manca pochissimo, l'arbitro controlla il suo cronometro, ancora Torres in avanti con Spano, va Bianco, fuori gioco dice il primo assistente, ha segnato anche Bianco ma non è gol, perché era in fuorigioco Francesco Bianco. 50esimo al nostro cronometro. Vediamo se finisce qui. Stiamo aspettando solo il triplice fischio. Va la rimessa laterale Spano. Va Spano. Va giù, intanto Bianco. Si continua. Ma c'è un fallo, dice il direttore di gara. Va Spano, in avanti per Chelo, di testa Chelo, anticipato Bianco, ancora Stintino, ma c'è Scioni bravissimo a liberarsi dell'avversario, poi va giù, ma non c'è nulla, dice il direttore di gara, il pallone si perde tra le braccia di Secchi, si gioca ancora, dice il direttore di gara, ma qua c'è fuori gioco di Chelo, stiamo aspettando solo il triplice fischio per dare inizio alla festa. Torres che si conquista questa finale regionale con le unghie e con i denti. Peccato per il rosso, intanto Bianco che la butta via. Termina qui! La Torres batte lo Stintino 2-0, doppietta di Michele Chelo nei minuti finali di questa gara palpitante. Una finale conquistata con merito dalla Torres, che ha fatto molto bene nel primo tempo, tante occasioni da gol non sfruttate. Nel secondo tempo un po' il ritmo si è abbassato, ma poi è riuscita la Torres anche con un uomo in più, l'espulsione di Tuccio per doppia ammonizione consentito alla Torres, ma dobbiamo dire forse anche l'ingresso di Spinola nei minuti finali con uno slalom, è arrivato dentro l'area, ha messo dentro per Chelo che l'ha sbloccata e poi sull'1-0 per la Torres è stato, diciamo, quasi facile riuscire ad andare a chiudere questa gara, tanti spazi, e Chelo ha approfittato per firmare la sua doppietta. Ora giocatori rossoblu tutti in cerchio che festeggiano e vanno a raccogliere l'applauso dei tifosi che li hanno incoraggiati per tutta la gara. C'è grande euforia ovviamente per questo risultato che non era per nulla scontato di fronte comunque a una formazione ostica come quella dello Stintino, che ha messo in difficoltà formazione di Mister Tottera. Dobbiamo dire che è stata la Torres a fare la partita. Ora attenderemo il nome della seconda finalista, intanto godiamoci questa festa. Grande Torres, finalista dei playoff regionali, abbiamo detto dopo una lunga e bellissima rincorsa ha ottenuto un risultato davvero importante. Intanto partirà adesso il coro, che è stato il leitmotiv di tutta questa annata. Con questa immagine e queste voci e questi suoni dalla piramide di Sorso vi lasciamo, andiamo a sentire le voci degli spogliatoi. Grazie per essere stati con noi fin qui, ci sentiamo tra pochissimo. Vi ribadisco il risultato: Torres batte Stintino 2-0, doppietta di Michele Chelo. A più tardi.